Al momento noi non abbiamo nessuna proposta per un CPR. Il CPR che cos'è? Una struttura chiusa, di solito si prende una caserma per mettersi le persone che sono oggetto di rimpatrio obbligatorio. Al momento non c'è, al momento abbiamo un grosso problema perché abbiamo fin troppi migranti e i nostri CAS, i nostri centri di ospitalità sono stracolmi e soprattutto ricordiamo che di questo passo noi non siamo in grado di garantire nulla. Stamane a Palazzo Balbi il governatore Zaia è tornato sulla questione migranti, per cui continua a esprimere grande preoccupazione ribadendo la necessità di un intervento dell'Europa. Penso che ospitalità comunque vada di pari passo con il termine dignità. Con questi numeri la dignità non si riesce più a garantire. 9.000 che stiamo ospitando in questo momento, arriveranno oltre 200.000 persone quest'anno in Italia e di queste 200.000 sappiamo che solo l'8% avrà riconoscimento dello status di rifugiato. Molti sono migranti economici. Dall'altro anche penso che pensare a rimpatrio con questi numeri è come pensare di svuotare il mare con un secchio, visto e considerato che se fossero confermati questi numeri almeno 150.000 persone dovrebbero essere riaccompagnate una ad una in un volo d'aereo con le forze dell'ordine per poi essere rispediti a casa. La vedo dura, quindi bisogna che l'Europa scenda in campo e che si risolva il problema. Il presidente poi è tornato ad affrontare la questione del granchio blu, che ha definito più tragica di quanto venga percepita a livello nazionale. Al governo oggi noi chiediamo, l'ho chiesto io per primo a livello nazionale l'8 di agosto, che dichiari lo stato di emergenza. Questo ci aiuterebbe ad aiutare i nostri pescatori, visto e considerato che pensi solo il 40% del vongole a livello nazionale viene prodotto dal Veneto e sono 52.000 quintali, l'80% verrà divorato dal granchio blu. Ma il granchio blu colonizzerà tutte le nostre coste, visto e considerato che adesso abbiamo ad esempio le femmine di granchio blu che non restano più in laguna ma vanno in mare. Infine Zaia si è appellato al governo per i ristori a chi ha subito danni a causa del maltempo. I calcoli che abbiamo noi ci portano almeno 1.200.000.000 di euro di danni. Ovvio che con 8.333.000 non possiamo parlare di danni, stiamo parlando delle somme urgenze, cioè delle spese avute per sgombrare strade, per fare i primi lavori di pulizia. I cittadini hanno diritto a un ristoro, spero che il governo lo faccia quanto prima, visto e considerato che una tragedia come questa è una tragedia che resterà nella storia del Veneto e di molte altre regioni.